11ª edizione per il premio Guidarello Giovani. A vincere l'edizione 2017 la classe quarta informatica dell'Istituto Tecnico Industriale Nullo Bandini di Ravenna. Grazie a un elaborato web sulla Curti Costruzioni Meccaniche da oltre 60 anni eccellenza dell'imprenditoria romagnola. La cerimonia di premiazione si è tenuta al Palazzo dei Congressi di Ravenna martedì 28 novembre. Questi gli altri vincitori: premio video alla quarta C Scienze Applicate Liceo Scientifico Oriani di Ravenna, premio speciale Sostenibilità di Impresa va alla quarta NSIA dell'Istituto di Istruzione Superiore Polo Tecnico Professionale di Lugo, premio speciale Scuola Lavoro alla quarta BU Liceo Torricelli Ballardini Faenza e invece la menzione speciale alla quarta EL del Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna. Un'iniziativa questa di Confindustria che avvicina i giovani al mondo del lavoro. Certo, è un'iniziativa che procede ormai da 11 anni e quindi possiamo dire che abbia anticipato le esperienze di alternanza scuola-lavoro che con la legge 107 sono diventate obbligatorie. Ed è una proposta che ha varie valenze, perché si tratta di fare in modo che i giovani conoscano meglio le opportunità produttive del territorio ravennate e viceversa che le imprese conoscano meglio, vedendoli direttamente nei luoghi di lavoro, i giovani, ed è indubbiamente un circuito estremamente felice e di reciproco arricchimento. Nel contempo i ragazzi hanno questa opportunità e possono non solo capire meglio cosa il territorio offre, ma direi anche capire meglio loro stessi, possono capire meglio che cosa piacerebbe fare loro nella vita o che cosa viceversa, da che cosa rifuggono. E indubbiamente il fatto di poter vivere direttamente un'esperienza attraverso la conoscenza diretta, attraverso il colloquio con i vari operatori economici è un elemento di grande significatività, un'esperienza cui io ci tengo molto venendo dal mondo della scuola, che non è soltanto tra virgolette qualcosa di vissuto, ma diventa anche oggetto poi di riflessione e di rielaborazione. Ed è questa la condizione per fare in modo che ci sia consapevolezza attraverso vari linguaggi, a partire dalla parola, che non può essere sicuramente disconosciuta, accanto ad altri linguaggi propri del mondo giovanile. Presidente, 11 edizioni, però questo premio Guidarello Giovani non invecchia. No, non invecchia perché è una cosa per i giovani. È una manifestazione molto bella, una manifestazione della Romagna, è uno degli appuntamenti fissi e ormai consolidati che testimonia l'attenzione e l'importanza che c'è nel rapporto tra imprese, territorio e giovani e quindi lavoro, ed è veramente un appuntamento molto importante, non ci stancheremo mai di dire, non ci stanchiamo mai di dire, e le nostre azioni durante l'anno vanno in questa direzione, che agevolare il rapporto tra imprese e giovani è un aspetto fondamentale per le nostre imprese, di competitività delle nostre imprese, ma ancora di più credo sia di competitività di un paese, perché ogni momento che facilita questo rapporto è importante, perché credo sia utile quando i giovani arrivano in azienda bruciare un po' le tappe e fare in modo che arrivino già, non dico da protagonisti, ma con le idee un po' chiare su cosa sia un'impresa, su come funziona un'impresa e quali devono essere un po' i principi da seguire per poter velocemente essere in una posizione interessante. In questa occasione ci ripetiamo, l'impresa ce la mette tutta per avvicinarsi ai giovani, la scuola ce la fa invece? Io credo siano stati negli ultimi anni dei miglioramenti molto importanti, e devo ammettere anche che non è facile neanche per le nostre imprese essere pronte e aperte ad accogliere questi ragazzi, perché il tema è quello di farli certamente accoglierli, ma anche di fare in modo che quando arrivano nelle aziende potergli davvero far vedere le cose importanti e agevolare
e facilitare queste ore che passano all'interno delle aziende. Però devo dire che da parte di tutti c'è una grande attenzione, una grande volontà, e credo ormai anche da parte delle scuole questo sia visto non come una cosa da fare per assecondare una normativa che sempre più va in questa direzione, ma perché ormai è riconosciuto a questo un valore proprio per i giovani e per i ragazzi. Da Masterchef al Guidarello Giovani che cosa si può portare, che esperienza si può portare a questi ragazzi? Ma più che altro, più che un'esperienza, un messaggio secondo me, il messaggio è che quando si vuole perseguire un sogno bisogna andare avanti e ad ogni costo non mollare mai, anche se comunque più grandi sono i sogni più comportano dei sacrifici, no? E quindi nulla è dovuto, niente è facile, però più c'è motivazione e più si arriverà secondo me. Quindi motivazione e coraggio, ma anche la volontà di tornare alla propria famiglia, questo emerge dal discorso di oggi. Non di tornare, di rimanerci sempre, esatto, non è che quando si torna quando si ha bisogno, comunque il concetto di famiglia per me è proprio una certezza, una garanzia, quindi penso che più diventeremo importanti, più abbiamo alle basi una famiglia solida che ci ha dato i valori giusti sin da quando eravamo bambini, quindi bisogna proprio nascerci e viverla la famiglia e poi dopo tutto è in discesa, secondo me. Presidente, cosa emerge da questa edizione del Premio Guidarello a livello di numeri, di partecipazione e anche di risultati? Oltre 500 studenti coinvolti per 13 istituti superiori della Romagna e oltre 30 aziende visitate e intervistate per raccontare poi quello che era il tema del concorso, proprio l'impresa, e sicuramente esprime nell'entusiasmo dei giovani e nella loro voglia di conoscere, di approfondire un valore importante, un valore che coincide con quello nostro dei giovani imprenditori, con tutti noi imprenditori, perché raccontare quello che facciamo tutti i giorni è un'esperienza importante anche trasmessa ai giovani per le loro importanti scelte future. Dal feedback che arriva da questi ragazzi si trovano in un mondo totalmente differente o la scuola li sta avvicinando? Sicuramente la tecnologia gli offre un'opportunità importante e è un'opportunità che poi sarà quella che potrà essere sfruttata dalle nostre imprese, perché la famosa industria 4.0 e il cambiamento tecnologico che sta arrivando nelle nostre imprese vedrà come protagonisti proprio loro ragazzi. Quanto i ragazzi possono essere importanti per il futuro delle aziende, perché loro a volte sono più avanti, no, con la tecnologia. Esatto, sicuramente aiuteranno e saranno protagonisti nel processo di cambiamento che tutte le aziende stanno affrontando, e proprio la loro mentalità, l'essere nati anche con la tecnologia in mano sarà quel quid in più che permetterà alle imprese di guardare in maniera diversa al modello di business o a nuovi business.